Siamo con l'assessore Nello Amel che ci vuole raccontare cosa è successo stamattina per la raccolta della differenziata, anzi direi per la non raccolta della differenziata. E allora è iniziata quella seconda fase, noi chiamiamo noi, cioè quella del controllo rigoroso dei conferimenti, perché l'errato conferimento della differenziata e dell'indifferenziato provoca al Comune e quindi a tutti noi danni gravissimi. Noi paghiamo centinaia di migliaia di euro perché abbiamo praticamente una minore raccolta della plastica o del cartone, oppure abbiamo plastica e cartone che sono inquinati da altri elementi. Quindi è necessario prestare molta attenzione. Noi avevamo detto alla ditta di incominciare a verificare le caratteristiche del conferimento. C'è stato un eccessivo zelo da parte della ditta che ha lasciato tanti mastelli e tanti sacchi davanti ai palazzi. Però in fondo questo è uno shock utile perché fa capire alle persone che ormai è passata la prima fase e stiamo passando alla seconda fase nella quale faremo dei controlli molto severi. Per quanto riguarda questo materiale che è rimasto oggi sotto i palazzi e tutto il resto, noi invitiamo i conferenti che hanno fatto questi conferimenti errati di dare una controllatina ai loro secchielli e ai loro sacchi, eliminare plastica, cartone e altri elementi che non dovevano essere messi, e nel corso dei prossimi giorni daremo comunicati più puntuali. Nel pomeriggio recupereremo tutto questo materiale che è stato riciclato di nuovo da parte dei conferenti. Attenzione, giovedì prossimo abbiamo dato delle istruzioni di operare sempre con saggezza e cum grano salis, come dico spesso io. Però giovedì prossimo per l'indifferenziato ci saranno 12 pattuglie dei vigili urbani che seguiranno i camion e questa volta registreremo i codici e i conferitori e potrebbero esserci delle sanzioni. Come avete visto, questo giovedì non c'è stata nessuna sanzione. E allora io ricordo agli utenti, per quanto riguarda l'indifferenziato, nell'indifferenziato non deve andare né carta, né plastica, né vetro. I piatti di plastica, seppure sporchi, purché non siano unti di grasso, non c'è bisogno di nulla, o si ci passa un fazzolettino, oppure possono essere convertiti direttamente nella plastica. Nell'indifferenziato vanno i prodotti che sono multipli, cioè la carta abbinata alla plastica non separabile, i giocattoli rotti, quelli piccoli, le lampadine, tutto il materiale che non è classificabile come plastica, vetro o carta cartone. Ci vuole poco a fare bene questo lavoro, però quello che bisogna capire è che nessuno deve pensare che il giovedì, perché c'è l'indifferenziato, che poi non si chiama più indifferenziato ma si chiama secco residuo, molti pensano che il giovedì si possa mettere tutto quello che non si è conferito durante la settimana. Non è più così e si rischiano adesso veramente sanzioni. Ecco, io chiedo scusa ai cittadini che magari si sono ritrovati stamattina con i sacchi non ritirati, chiedo scusa maggiormente a coloro i quali magari avevano fatto qualche piccola infrazione e poteva essere ritirato e non è stato ritirato e quindi si sentono magari colpiti ingiustamente da questo comportamento. Giovedì prossimo differenziata non regolare non verrà ritirata e con le pattuglie dei vigili urbani si rischia pure di avere qualche sanzione abbastanza pesante.